Benvenuti a questa session sui dialoghi di Pedralbes. Ormai è tradizione del diario ARA parlare dell'informazione di ogni giorno, fare delle riflessioni, parlare delle cose che ci succedono. Il professore di filosofia dell'Università Autonoma di Barcellona si incarica di coordinare tutto ciò. Adesso si sente meglio. Grazie. Ecco, io dovevo mettere il microfono per bene perché lavoro alla radio, quindi mi scuso. Mi scuso anche per le persone che ci seguono in streaming. Questo dialogo si fa a Barcellona il 14 marzo 2023 qui nel monastero di Pedralbes. Questo rimane registrato e forse nel futuro si vorrà sapere in che momento è stato svolto questo dialogo. Come dicevo, il professore Daniel Gamper, professore di filosofia all'Università Autonoma di Barcellona, che si incarica di coordinare questi dialoghi, quest'anno erano in coincidenza con l'anniversario dell'invasione della Russia in Ucraina, quindi noi che ci incarichiamo dell'organizzazione ci è sembrato giusto, insieme a tutte le persone qui del monastero di Pedralbes, volevamo parlare della pace, perché è un modo anche di parlare della guerra da vari aspetti. Oggi parleremo della guerra e della legge. Questo non è un nuovo argomento. Parlando della guerra dell'Iraq, per esempio, tutte le peripezie politiche che ci sono intorno alla legalità di quella guerra, ma al di là dei fatti concreti, 20 anni fa o oggi la guerra purtroppo è una realtà costante nella società e c'è questa necessità di fare delle leggi e di conoscere anche le varie fasi, tappe. Quindi volevamo sapere esattamente dove ci troviamo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista del pensiero politico. E Daniele lo saluto e presenterà il relatore di oggi. Grazie Antoni, benvenuti, benvenute. Quando si trattava di scegliere una persona per parlare di tutto ciò, ho pensato nel professore Andrea Guazzarotti, che è professore di diritto costituzionale all'Università di Ferrara. Il suo modo di lavorare con il diritto costituzionale, se ho capito bene, non è solo un modo interno del diritto costituzionale italiano, ma lui ha la prospettiva europea per quanto riguarda le normative nazionali e viceversa. Cioè quali sono le normative nazionali che si inquadrano anche in Europa. Questa è una prospettiva che lui ci lavora, anche perché è professore di diritto costituzionale in una facoltà di economia, ha lavorato anche sul ruolo della Banca Centrale Europea in un contesto specifico, il nostro. 2 settimane fa con Carmina Coromine si è parlato della permacrisi, cioè quali sono le ruole di queste istituzioni europee dal punto di vista giuridico. Un'altra ragione per averlo invitato è perché ho letto un articolo che aveva scritto per partecipare al dibattito pubblico, non solo strettamente accademico, e questa partecipazione al dibattito pubblico, questa sua partecipazione, per me era ottimo in un contesto come questo di oggigiorno. La legge e la guerra. Io vorrei citare un filosofo per iniziare,
Emmanuel Levinas, deceduto. Anni fa lui ha scritto che quando c'è guerra non c'è legge, quando c'è guerra non c'è morale e non c'è etica. Diceva qualcosa così, perché il viso dell'altra persona non ci identifichiamo con questa persona, ma è un nemico, è visto così e può essere distrutto. Secondo Levinas, la guerra è la scomparsa delle norme, delle normative e di qualsiasi ordine possibile. Ma ci sono altre correnti intellettuali che parlano proprio della possibilità che ci sia una guerra giusta, una guerra per buoni motivi, portata avanti con mezzi giusti e che questo permette di ristabilire la giustizia. La guerra può essere sottoposta a delle leggi, ci sono delle leggi specifiche che devono essere applicate per la dichiarazione della guerra. Questo è possibile, dichiarare oggi una guerra così? Queste sono le domande che io vorrei porre. Insomma, ecco, la nostra conversazione girerà intorno a queste domande con il nostro professore Guazzarotti. Potremmo iniziare forse con una domanda molto generica. Qual è il legame tra legge e guerra, se è possibile? Si può dichiarare una guerra legalmente da parte di un paese europeo oggi? Allora, intanto grazie mille per l'invito, sono molto onorato e contento di essere qui. Fra l'altro per me è la prima volta a Barcellona, che è una città che sapevo essere bellissima ma non conoscevo, quindi finalmente ho avuto l'occasione. E grazie ovviamente a voi che avete rinunciato a un tramonto così bello, a fare una passeggiata attorno al monastero per sentire cose di giuristi. Noi giuristi siamo soliti essere piuttosto noiosi, io farò il possibile per non essere un giurista, cercherò di indossare i panni di quello che ero prima di aver avuto la sovrastruttura della formazione universitaria. Allora, la guerra. La guerra è, questa guerra in particolare, piena, trasuda di diritto. Abbiamo avuto fin dall'inizio una serie di iniziative per trasformare questo conflitto armato in un conflitto giuridico. Poi se volete vi darò altri dettagli, ma quasi subito è partita una denuncia da parte di 39 paesi, la prima la Lituania, gli altri 38 sono stati rappresentati dal Regno Unito, pochissimi giorni dopo lo scoppio della guerra, una denuncia per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, nei confronti della Russia dinanzi al procuratore della Corte Internazionale Penale. Quindi questa guerra è stata trattata da subito come un crimine, per incriminare non la Russia, ma per incriminare i vertici politici che hanno deciso la guerra. E quindi si è trasformata subito in un contenzioso proprio da giuristi, avvocati, procuratore, corte, una cosa un po' che c'era già stata in passato, ma per uno scontro così importante è la prima volta, per un avversario così importante, no? Putin, il capo della Federazione Russa. In passato voi sapete cosa è successo con Milosevic, no? Che è stato l'altro grande caso importante, uno dei primi dinanzi alla Corte Internazionale Penale, che ha sede all'Aia, che è entrata in funzione nel 2002. Quindi c'è proprio questa tendenza a non solo giuridicizzare la guerra, ma a giurisdizionalizzare la guerra, cioè a trasformarla, a portarla su un piano di contenzioso
di tribunali, come se non contassero le immunità politiche, no? No, c'è sempre stata la tradizione che il capo dello Stato, il re, ha l'immunità, quindi può decidere la guerra senza che nessuno lo porti di fronte a un tribunale. Perché? Perché il re è il sovrano e il capo dello Stato, anche di una repubblica democratica, è l'erede del re. Okay? Siccome uno Stato, per essere sovrano, non deve riconoscere nessuno sopra di se stesso, questa è la regola della statualità, no? Da Westfalia in poi, dal 1648 in poi, per esercitare prerogative sovrane non bisogna riconoscere nessuno sopra di sé. Quindi è sempre detto i sovrani sono immuni dalla giurisdizione. No, grande novità, 2002, Tribunale, Corte Penale Internazionale. Va bene? Altro conflitto partito praticamente immediatamente, subito dopo il 24 febbraio 2022, anche quello gestito da un tribunale, da una corte, stavolta la corte, so che vi confonderete, ma per farvi capire quanto il panorama internazionale si sta densificando, è sempre più pieno, affollato di corti. Voi sapete che esiste la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, no? Però esiste anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo e poi esiste un organo giurisdizionale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e poi esiste la Corte Internazionale di Giustizia, questa esiste da tanti anni, poi ci tornerò perché dovrò parlarvi di un famosissimo caso sul divieto della guerra del caso Nicaragua contro Stati Uniti dell'86, un caso molto famoso, però ecco per dirvi il panorama si sta affollando di corti, a mio avviso ce ne sono un po' troppe, però, e ve lo dice un giurista, però vi devo dare un attimo la panoramica. Ecco, subito dopo il conflitto scoppiato nel 24 febbraio 2022, l'Ucraina ha esercitato un'azione di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, che diciamo di tutte le corti internazionali è quella che ha la competenza più generale e interpreta anche la Carta delle Nazioni Unite e quindi il divieto di guerra d'aggressione, il diritto di difesa legittima, di autodifendersi, bene? E si occupa anche di una convenzione contro il genocidio. Voi sapete tutti cos'è il genocidio e perché la convenzione contro il genocidio è stata siglata nel 1948, ovviamente a ridosso della Shoah. Ebbene, l'Ucraina, che pure non ha mai siglato la convenzione contro il genocidio, come del resto la Russia, però nel 2014 aveva fatto un'accettazione ad hoc della giurisdizione. Dice, io non faccio parte, non accetto tutti i vincoli della Convenzione, ma per un periodo di tempo e per alcune cose accetto che sul territorio dell'Ucraina eventualmente possano essere accertati crimini di genocidio. L'ha fatto proprio in prospettiva. Perché? Perché la Russia, tra i motivi dell'entrata in guerra, ha detto io intervengo, come del resto gli Stati Uniti, gli europei hanno fatto per il Kosovo contro il genocidio della minoranza kosovara, il presunto rischio di genocidio. Io allo stesso modo sono dovuta intervenire, io Russia, contro il presunto rischio di genocidio della minoranza russofona nel Donbass, nelle regioni di confine. Per smontare questa accusa, questa giustificazione, quindi scusate se faccio degli incisi, ma la Russia è entrata in guerra mostrando delle giustificazioni. Ha mandato una lettera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di cui essa stessa fa parte, ma quindi ha formalizzato, come si faceva una volta, non ha dichiarato la guerra perché non si può più dichiarare la guerra in pratica. Formalmente ancora le Costituzioni prevedono la procedura di dichiarazione di guerra, ma ormai nessuno dice io dichiaro la guerra contro l'Ucraina, ha detto è un'operazione militare speciale, no? Però ha detto io intervengo militarmente per questo motivo.
e lo ha dichiarato alle Nazioni Unite, e un motivo era il pericolo di genocidio contro la minoranza russofona. Ecco che l'Ucraina, per smontare questa accusa, ha iniziato una causa di fronte alla Corte internazionale di giustizia affinché venisse accertato che il trattamento che stava riservando alla minoranza russofona non era genocidio. Gli internazionalisti, i giuristi che si occupano di diritto internazionale hanno criticato molto questa cosa, perché tu puoi citare uno Stato in giudizio che sta commettendo genocidio, ma non puoi andare a citare uno Stato applicando la Convenzione contro il genocidio dicendo il mio non è genocidio. È un po' un arzigogolo. Quindi vedete, proprio da avvocati, cose molto attorcigliate per smontare le giustificazioni degli altri, eccetera. Adesso, per dirvi, non giustifico minimamente l'aggressione della Russia, però sono anni che l'Ucraina ha iniziato una politica contraria alle minoranze linguistiche, non solo russofone, chiudendo moltissime scuole dove prima era si insegnava sia in russo ma anche in ungherese. C'è una grossa minoranza ungherese in Ucraina. Questo vi fa capire anche come mai l'Ungheria di Orban è molto più defilata, non solo perché è filo-putiniana, che è vero, ma perché ha delle minoranze che deve tutelare in Ucraina. E negli ultimi anni le scuole delle minoranze linguistiche sono state chiuse. Magari di queste cose non si parla tanto, però ecco, c'è una politica nazionalista dell'Ucraina che dura da anni. Bene. Quindi ecco, questa guerra è iniziata immediatamente con 2, 3, 4 iniziative giudiziarie a livello internazionale. Poi la dichiarazione di guerra. Nella Costituzione italiana, nella Costituzione spagnola, nella Costituzione francese, in tutte le Costituzioni la dichiarazione di guerra è disciplinata, la può fare il capo dello Stato, che sia il re, che sia il presidente della Repubblica, di una Repubblica parlamentare o di una Repubblica semipresidenziale come quella francese, o di una Repubblica presidenziale americana, degli Stati Uniti. È sempre disciplinata la dichiarazione di guerra, perché? Per 2 motivi. Non perché sia legittima a livello di diritto internazionale. Il diritto internazionale è un tabù, cioè la Carta delle Nazioni Unite ha reso la guerra un tabù. Bene? Voi trovate la parola guerra nel preambolo, non nell'articolato, e solo per dire la guerra è un flagello. Adesso non so la traduzione spagnola, ma credo sia anche simile. Sì, un flagello in catalano, sì. Cioè una cosa incontenibile, è una serie di distruzioni che poi non ha misura, come appunto ispirandosi a questo, immagino si sia ispirato Levinas, è una cosa che non puoi controllare, soprattutto le guerre moderne. E poi voi nello Statuto delle Nazioni Unite non trovate mai, se non per dire la definizione di nemico, di Stato nemico, contro cui si poteva ancora fare tante cose, cioè gli Stati che avevano perso la Seconda Guerra Mondiale. Allora trovate la parolina guerra, ma solo per dire la Seconda Guerra Mondiale. Non la troverete mai definita, e anzi è vietato ai sensi dell'articolo 2, quarto paragrafo, qualsiasi azione anche di minaccia di uso della forza, non solo di uso della forza nelle relazioni internazionali, ma anche la minaccia. Quindi non puoi nemmeno fare un blocco navale, è contro la Carta delle Nazioni Unite. Quindi ancora prima della guerra. E poi nell'articolo 51 si dice che per resistere a un'aggressione militare da parte di un altro Stato, quindi non di una guerra dichiarata, si parla di aggressione. Quindi un fatto antigiuridico. Per resistere all'aggressione gli Stati delle Nazioni Unite conservano il loro diritto naturale, la versione ufficiale è inherent right to self-defense, il diritto naturale di autotutela
individuale o collettiva. Questa è la versione italiana, ma non è diritto naturale, è una cosa un po' più complicata. Ecco, quindi si dice diritto di autotutela, di legittima difesa, ma non si chiama guerra, si chiama legittima difesa, per resistere contro un attacco armato, fin tanto che il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace. Quindi è un intervento provvisorio, non è un diritto dell'antico diritto naturale per cui gli stati hanno diritto di fare la guerra, a maggior ragione se è una guerra di difesa. No, sono misure provvisorie per bloccare, contrastare l'attacco armato in corso finché non interviene il governo del mondo, il governo mondiale, cioè le Nazioni Unite. Provvisoriamente gli stati possono metterci una toppa, ma poi deve essere tutto portato sotto il grande cappello giuridico di questa grande utopia del governo del mondo delle Nazioni Unite. D'accordo? Quindi la guerra è un fenomeno antigiuridico, si resiste alla guerra non con una guerra, ma con una autodifesa provvisoria finché poi le Nazioni Unite non intervengono. E le Nazioni Unite intervengono con tutta una serie di mezzi che voi trovate descritti nel capitolo 7, ma non si parla mai di guerra. Cioè, le Nazioni Unite non autorizzano guerre. Quello che viene raccontato della guerra, la prima guerra del Golfo, la guerra in Iraq di Bush Senior, e si dice, ma quella è una guerra autorizzata dalle Nazioni Unite. Non è vero. Nella Carta delle Nazioni Unite voi non troverete mai la parola che uno Stato può essere autorizzato a fare una guerra per conto delle Nazioni Unite. E lo stesso segretario Gutierrez nel 91 disse l'ONU non ha autorizzato nessuna guerra. Quello che poi gli Stati Uniti faranno sono affari loro, se esagerano. Noi abbiamo fatto una risoluzione in cui si dice che se l'Iraq non si ritira dal Kuwait, gli Stati membri sono autorizzati a portare in qualche modo ad esecuzione le nostre risoluzioni precedenti. Con quali mezzi, con quali limiti? Nulla. Quella è stata una guerra cosiddetta de bellatio, che è andata molto oltre al risultato che andava ottenuto, che ha ucciso centinaia di migliaia di civili, bene, che ripeto, era lo scopo degli Stati Uniti di fare una de bellatio, di prendersi l'Iraq, non solo di liberare il Kuwait, ma di prendersi l'Iraq. All'epoca non ci sono riusciti totalmente, hanno fatto un disastro e poi ci sono riusciti contro Saddam Hussein nel 2003. Però anche questo per dirvi che le costituzioni nazionali non trovano un appoggio nel diritto internazionale oggi vigente. Però ci sono due motivi perché noi troviamo nel diritto costituzionale, nelle costituzioni nazionali, la dichiarazione di guerra. Il primo motivo è un motivo storico più antico e l'altro è un motivo storico più recente. Quello storico più antico è legato proprio, vi sembrerà un paradosso, proprio al superamento del concetto della guerra giusta. Bene? Sono contento di parlare qui di guerra giusta perché Italia e Spagna sono in qualche modo legate. Francisco da Vitoria, per giustificare ma anche porre dei limiti alle guerre di conquista, alla conquista del continente sudamericano, fece un trattato per dimostrare innanzitutto che quelli erano dei popoli sovrani nelle loro terre, mentre c'era una teoria, la teoria prevalente, che diceva che quelli erano dei subumani, non avevano la dignità umana, quindi non potevano essere sovrani a casa loro, e quindi se l'imperatore lo ordinava, se il Papa lo giustificava, i regni europei potevano fare quello che volevano. E invece no, Francesco da Vitoria dice no, quelli hanno il diritto di governare quelle terre, ma esistono giuste cause di guerra. Quali sono le giuste cause? C'è un diritto fondamentale dell'uomo a espatriare. Noi europei dicevamo che c'era il diritto a espatriare, adesso vallo a dire oggi per dire che
il sud del mondo ha un diritto fondamentale. Quindi gli europei potevano espatriare, commerciare nel mondo, e quello era un diritto umano fondamentale, e quindi anche fare i missionari, portare la parola di Dio. Se quel popolo, che pure è sovrano a casa sua, impedisce questo diritto umano fondamentale, allora commette un'iniuria, cioè viola un diritto umano. Bene? E quindi, essendo un'iniuria, c'è una giusta causa di guerra. Quindi è un tentativo di legittimare la guerra, guerra giusta, ma anche di porre dei limiti. Il diritto, soprattutto il diritto costituzionale, ha sempre questi due elementi che dovrebbero stare insieme, cioè il diritto costituzionale serve a legittimare ma contemporaneamente a limitare il potere. Lo si fa insieme, questo almeno da Jean Bodin, che fu il teorico della sovranità in Francia nel Cinquecento, che consigliava al re: poniti dei limiti, per esempio come puoi fare le monete, perché se tu sei libero di fare la moneta come vuoi, se poi anziché metterci l'oro ci metti metallo vile, non sei più credibile. Quindi scrivi solennemente come batterai moneta, oppure scrivi solennemente che la giustizia la farai amministrare da dei giudici indipendenti. Tu fai la legge, ma la giustizia le condanne le fai fare ad altri, anche perché poi se una condanna sembrerà al popolo ingiusta, tu hai il potere di grazia, quindi fai anche bella figura. Quindi la logica è sempre stata il diritto costituzionale, cioè il diritto del sovrano, diciamo così, di legittimare il sovrano ma limitandolo. Quindi il re fa bella figura, almeno nella cultura occidentale, se si dà dei limiti. Però è il re ed è legittimato ad essere il re. Quindi il diritto di guerra, stessa cosa, justa causa, ma solo se è giusta causa, cioè puoi fare guerra, ma solo se hai dei motivi, non perché quelli sono degli esseri inferiori e non sono sovrani a casa loro. Questo Francisco de Vittoria. Poi arriva un italiano, Alberico Gentili, fra l'altro della mia regione, marchigiano, fine del Cinquecento, quindi qualche decennio dopo Francisco de Vittoria, che va a insegnare a Oxford, quindi prima ancora del famoso Thomas Hobbes, no? Che voi conoscerete, no? Il Leviatano, lo Stato sovrano, no? Il teorico dell'assolutismo. Prima ancora di Thomas Hobbes, Alberico Gentili dice, recuperando il diritto romano, allora cerchiamo di essere laici, adesso vi sto traducendo, la verità l'uomo non la può conoscere. Bene, quindi è difficile dire chi ha la verità, questo è un discorso che andrebbe fatto molto anche oggi, no? Siamo proprio sicuri che la guerra è stata scatenata da un pazzo criminale? Sarà sicuramente ingiustificabile giuridicamente, ma se come unico motivo diciamo che è un pazzo criminale e noi abbiamo la verità per dire che quello è un po'... Allora lui dice, la verità l'uomo non la può scoprire, che è quello che si impara dal primo anno di giurisprudenza. Il processo non serve a trovare la verità. Il processo dà una verità processuale, con tutti i limiti delle prove. Prove raccolte illegittimamente non le puoi usare, quindi tu sei sicuro che quello è l'assassino, ma non lo puoi provare, perché la cultura giuridica dice se io comincio a giustificare qualsiasi prova, torniamo al Medioevo e alla tortura, perché dice se quello confessa è la prova regina, no? Questo l'abbiamo superato, quindi ci sono dei limiti e essendoci dei limiti spesso nei processi la verità non viene fuori, ma viene prima il garantismo della verità. Allora Alberico Gentili dice la verità teniamola da parte, la conosce Dio e se la conosce solo Dio noi dobbiamo ammettere che i due contendenti del duello, perché il bellum viene, alcuni dicevano che viene da duello, no? L'ordalia degli antichi popoli germanici, l'ordalia serviva a dire chi aveva ragione. Poi il diritto canonico, l'antico diritto romano ritirato fuori con la scuola all'Università di Bologna hanno cominciato a dire forse è un po' brutale che le cause vengano decise col duello, perché se uno è più forte non è detto che abbia ragione, semplicemente sa usare meglio la spada. Allora, il duello, no?
ci sono due duellanti e alla fine chi vince dà la prova provata che aveva ragione, che era nella verità. Per Cogenti dice no, i due duellanti possono duellare, quindi i due stati possono belligerare, ma tutti e due potrebbero avere ragione. Quindi il bellum, la guerra, può essere tra due soggetti che hanno entrambi ragione. E allora non esiste il bellum justum, la guerra giusta, uno solo ha ragione, e quindi l'altro lo puoi cancellare dal mondo, no? La debellatio, lo puoi annientare, perché solo Bush aveva ragione, Saddam Hussein aveva tutti i torti, quindi lo potevamo spazzare via, non importa con quanti civili con lui. No, potrebbero aver ragione tutti e due. E allora cos'è che fa la guerra giusta? Una procedura, lui si richiama al diritto romano. Se tu segui il diritto romano originario, come funzionava? Che per fare un contratto dovevi sapere a memoria una formula, allora quello era un contratto valido. Dovevi dire tutte le parole giuste nell'ordine giusto, perché era pronunciato nei confronti della divinità. La divinità voleva quelle parole in quell'ordine, altrimenti non era benedetto un matrimonio, per esempio. Stessa cosa, la guerra è giusta se si fanno certe... Allora, innanzitutto se è fatta solo da stati sovrani. Perché? Perché cominciavano già ad arrivare le guerre civili di religione. Qualsiasi gruppo si poteva legittimare a fare guerra perché diceva perché io difendo la vera interpretazione del Vangelo. E cominciava già a essere preoccupante. Poi c'è stata la guerra dei 30 anni, il disastro in Europa, pace di Westfalia, 1648. Ma anche 1649, se non sbaglio, tagliano la testa a Carlo I nel Regno Unito. È lì che scrive il Leviatano Thomas Hobbes, lì lo scrive, contro le guerre di religione, quindi dice noi diamo tutto il potere a un re, che potrebbe essere anche un Parlamento, non importa, un'unica figura e le leggi che farà non si discute se sono giuste o ingiuste, le ha fatte lui, ce le prendiamo, basta dire se una cosa è giusta o non è giusta, perché è soggettivo. Stessa cosa nella guerra. Allora, se tu la fai tra stati sovrani e non tra gruppuscoli autoproclamatisi giustizieri, detentori di porzioni di verità. Se la fai con delle procedure, quindi la dichiarazione di guerra, motivandola, a quel punto la guerra è giusta e tutti e due, quindi non esiste più la guerra giusta, ma esiste lo iustus hostis, cioè l'avversario giusto. L'avversario giusto. Questa teoria tiene fino alla Prima Guerra Mondiale, voi sapete c'è stata una dichiarazione di guerra ufficiale, eccetera, no? Dopodiché, proprio per gli esiti disastrosi che ebbe la Prima Guerra Mondiale, i milioni di morti, i gas utilizzati, i bombardamenti delle popolazioni civili, eccetera, si cominciò a criminalizzare la guerra. Si cominciò a parlare di crimine di aggressione, scaricando tutte le colpe sulla Germania, Trattato di Versailles del 1919, 1928, Trattato Briand-Kellogg, quindi un francese, un plenipotenziario francese e un plenipotenziario americano. La guerra è una specie di crimine e non può più essere usata per risolvere controversie tra stati. Controversie giuridiche tra stati non è più ammesso il ricorso alla guerra. Però quel trattato rimase un po' ineffettivo, anche perché gli Stati Uniti lo promossero, ma non entrarono mai nella Società delle Nazioni. Paradosso è che gli Stati Uniti, fino alla Seconda Guerra Mondiale, non esercitarono l'egemonia che invece spettava loro, erano gli unici che riuscivano a far finire le guerre in Europa. Senza l'entrata in guerra degli Stati Uniti non sarebbe finita la Prima Guerra Mondiale, noi pensiamo che è la seconda, ma anche la prima non sarebbe finita, perché la Germania non era battuta sui campi di battaglia, La Germania non era mica battuta, arrivano gli Stati Uniti, eccetera. Quindi questa è la ragione per cui un po' c'era la guerra giusta. L'altro motivo della dichiarazione delle Costituzioni è il controllo parlamentare sul capo dello Stato, cioè per ragioni democratiche, già a partire dalle Costituzioni rivoluzionarie francesi, 1791 e poi 1793, si dice il re non potrà fare guerre se il Parlamento non l'autorizza. Perché? Perché le guerre fatte dai re sono guerre dinastiche che passano sopra la testa delle persone, fatte per pure esigenze di dinastia, che producono danni a danno dei popoli e non fanno l'interesse generale del popolo. Quindi
soltanto il Parlamento può autorizzare i re a fare guerre. E questa è una cosa che poi ritroviamo storicamente con evoluzioni più o meno difficoltose, ma in tutte le Costituzioni la motivazione è fondamentalmente questa. È una ragione democratica, quella per cui noi troviamo la dicitura il re spagnolo, Presidente della Repubblica Italiana, può dichiarare guerra previa autorizzazione delle Camere. Addirittura la Costituzione italiana è ancora più avanzata, utopistica, diciamo, perché non c'è un'autorizzazione, perché se tu autorizzi vuol dire che la decisione è di un altro, tu la autorizzi, ma la decisione è di un altro. Invece noi abbiamo la guerra è deliberata dal Parlamento, quindi la guerra la decide il Parlamento e il capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, si limita a accertare che il Parlamento ha approvato una guerra. Quindi è una ragione democratica quella per cui noi troviamo la dichiarazione di guerra. Sono questi due filoni. Poi, ripeto, la Carta delle Nazioni Unite non parla mai di dichiarazione di guerra. Moltes gràcies. Ha fet una... Grazie mille. Abbiamo avuto una panoramica, vediamo da una parte il diritto che mette in scena questa lamentela, il Tribunale Penale Internazionale, la Corte, quando i paesi si rivolgono è perché ci sia una costanza più che non avere fiducia per quanto riguarda quest'atto e l'effetto giuridico, perché si tratta proprio del capo di Stato della Russia e la Corte Penale difficilmente, per dire che in questo caso il diritto serve come per mettere in scena il conflitto. Sto pensando a queste alterazioni che abbiamo quando c'è il diritto e la guerra. Nel caso dell'Iraq, quando ha dimostrato che non aveva le armi di distruzione massiva, che questo è carica della prova, il colpevole deve dimostrare che è innocente e invece in altri casi è una perversione giuridica. Potrebbe essere considerata una perversione giuridica. Ora in Europa noi non siamo in guerra, ma alcuni di nostri paesi stanno mandando delle armi in Ucraina. E questo è legale? Domando. Sono decisioni democraticamente prese in un modo democratico? C'è una base giuridica, legale, nazionale che giustifichi spedire queste armi? Non è una vendita, è un aiuto, visto così. Quindi c'è una base giuridica europea, domando, che permette che gli Stati prendano una decisione in comune, decidono di aiutare alcuni senza entrare in cioè diventare nemici con gli altri. Prima che risponda il professore nella linea di questa domanda, effettivamente noi non vendiamo, cioè Europa non manda le armi, ma non vende le armi, ma devono essere acquistate. Cioè, abbiamo i carri armati che sono arrugginiti, però che si stanno mandando. Bene, questa spedizione è selettiva, perché i carri armati sì, ma gli aerei no. Quindi non so se siamo davanti a un nuovo tipo della guerra a metà, è un nuovo caratteristica giuridica, chiamiamolo così, ma quello che sta succedendo oggi nei nostri stati, i nostri soldi per quanto riguarda l'invasione della Russia in Ucraina, si può ritenere che siamo in guerra? O qual è la qualifica giuridica di tutto quello che sta accadendo? Vado. Allora, questa è purtroppo la cosa più delicata e anche più oscura. Più studio questo aspetto del diritto internazionale e meno le soluzioni che trovo mi convincono. Dunque, innanzitutto a livello giuridico europeo esiste una base giuridica per l'invio delle armi ed è
sono decisioni che vengono prese nel cosiddetto settore della politica estera e di difesa comune. Voi dovete pensare che l'Unione Europea non è un soggetto politico, non è un sovrano, ma è un insieme di politiche con procedure diverse, con soggetti diversi. Nell'ambito della politica estera e di difesa comune, ad esempio, voi non trovate la Commissione, non trovate il Parlamento europeo e la Corte di Giustizia ha pochissimi poteri di controllo. Non si fanno atti legislativi e quindi si possono fare atti segreti, perché solo gli atti legislativi devono essere pubblici, trasparenti. Quindi il procedimento non è controllabile, il dibattito non è controllabile. Si fanno delle decisioni. Chi le fa? Le fa il Consiglio. Bene, il Consiglio, sono due in realtà i consigli, il Consiglio europeo, i capi di governo e di Stato. Per la Spagna non c'è il capo di Stato, c'è il capo di governo, per la Francia c'è il capo di Stato perché è una repubblica semipresidenziale. Quindi c'è i capi di Stato che danno delle direttive molto generali e i ministri, il Consiglio fatto dai ministri nazionali, in particolare i ministri degli esteri, a volte integrati dalla difesa, eccetera, che decidono. E l'organo dell'Unione che poi deve eseguire queste decisioni e ha dei vari poteri di coordinamento è Josep Borrell, cioè l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea. Bene? Quindi vedete l'Unione Europea come si... E poi esiste anche il Presidente del Consiglio Europeo che rappresenta esternamente l'Europa. Jean Michel, questo ex primo ministro belga. Si sta affollando il panorama. Poi esiste anche il presidente del semestre europeo di turno, per cui quando è scoppiata la guerra Macron aveva la presidenza di turno dell'Unione e anche lui andava in giro parlando, impegnando non si sa bene chi, cercando di parlare con Putin, eccetera. Poi c'è stato anche in quel periodo la presidenza del G7, qui siamo fuori dall'Unione Europea stavolta, però sapete cos'è il G7, no? I 7 stati più ricchi del mondo, c'è anche l'Italia, poverina, ma insomma, la presidenza di turno del G7 era di Olaf Scholz, e quindi anche lui parlava a nome di chi non si sa. Quindi a livello diplomatico l'Unione Europea purtroppo ha 3, 4, 5, 6 teste, fa difficoltà a farsi sentire. In ogni caso, nell'ambito della politica estera di sicurezza comune vengono adottate delle decisioni. C'è stata una decisione del 2008 sull'export delle armi. Voi direte, ma l'export è un'altra cosa, però quella decisione ha fornito la base alla decisione del 2021, quindi un anno prima della guerra, di finanziare la fornitura di armi a stati terzi, a stati fuori dall'Unione Europea. Giusto per dirvi come viene, esorcizzato, adesso non saprei se vi metto in difficoltà le traduttrici, no, però esiste esorcizzare, no? Un tabù, rendere tabù un concetto, una parola. Ecco, sapete come si chiama lo strumento giuridico economico con cui l'Unione Europea finanzia le armi all'Ucraina? Che ripeto è del 2021 non del 2022, si chiama Strumento Europeo per la Pace, European Peace Facility. Serve per mandare le armi, ma si chiama Strumento per la Pace. È un classico. È un classico. Fino a quel momento erano state date armi, guarda caso, oltre all'Ucraina, alla Moldavia e alla Georgia, chissà come mai, però armi difensive, non letali. Scoppia la guerra immediatamente dopo, il che mi fa un po' sospettare che non è possibile che dopo 2 o 3 giorni riesci già a fare una decisione del genere. La decisione numero 338 viene deciso di dare armi letali. Fino all'anno prima si davano armi non letali, si decide di dare armi letali, ma non di dare armi, perché, ripeto, è un fondo che serve a rimborsare i singoli stati che danno le proprie armi.
o usate o appena sfornate dalla propria industria bellica. Va bene? Quindi quel carico di bilancio nazionale dell'Italia, della Spagna, eccetera, viene sostenuto da questo fondo europeo. Ma non è un fondo europeo del budget dell'Unione Europea, seconda falsità, diciamo. L'Unione Europea può finanziare la politica estera e di difesa, ma non l'invio di armi, ma non operazioni militari. Le operazioni militari strettamente intese devono essere finanziate extra budget. Perché l'Unione Europea è questo ibrido, no? L'Unione Europea si è presentata sempre come qualcosa di pacifico, basato sul commercio, eccetera, quindi, e soprattutto di non sovrano. Siccome l'Unione Europea non può essere sovrana, nel proprio bilancio non possono essere messe a bilancio spese per armamenti. E allora è un extra budget. Quindi voi direte, ma che strano, ricordatevi cosa è successo per la Grecia, il meccanismo europeo di stabilità, noi lo chiamiamo il MES, in inglese si chiama ESM, European Stability Mechanism, adesso non so come lo chiamate voi in Spagna. No, sì. Meccanismo europeo di stabilità. Ok, la troica, no? Alcuni stati hanno messo insieme dei soldi in questo fondo, una specie di banca di Stato, per prestare soldi alla Grecia con delle condizioni però pesantissime. Tagli alla sanità, mortalità infantile è salita alle stelle in quegli anni. E però la Commissione e la Banca Centrale Europea insieme al Fondo Monetario Internazionale andavano là a scrivere le leggi di bilancio greche, a fare il controllo, a fare un po' i commissari, no? Però formalmente il meccanismo europeo di stabilità sta accanto, non sta nel bilancio europeo, è qualcosa che sta accanto. Stessa cosa qua, questo fondo per rimborsare l'invio di armi sta accanto al bilancio dell'Unione Europea. Bene, quindi mi mischio nella guerra, ma non troppo. Bene, quindi è un coordinamento di stati. Poi, il discorso se inviando armi si diventa co-belligeranti, perché è una scelta problematica? Perché se diventi co-belligerante, nel diritto di guerra internazionale, lo Stato avversario è legittimato a colpire tuoi obiettivi militari, non civili ma militari sì. Poi siccome oggi è difficilissimo distinguere il civile dal militare, una fabbrica che fa certi componenti sono dual, no? C'è un termine inglese per cui una cosa serve per il civile ma contemporaneamente può essere usata anche per il militare. Quindi è anche difficile distinguere, ma in teoria un obiettivo militare in Italia, una base NATO in Italia, un aeroporto, un porto militare, può essere colpito dalla Russia se tu diventi co-belligerante. Stessa cosa in Spagna. Allora, cosa bisogna dire? Mandare armi che vengono impiegate contro un altro Stato e si sa che vengono impiegate, ci rende co-belligeranti. Adesso vi dico la soluzione che hanno trovato i miei colleghi internazionalisti. Non mi convince, ma è anche quello che dice l'Unione Europea. Allora, però per dirvelo vi devo dire una cosa. Questa famosa sentenza della Corte Internazionale di Giustizia dell'86, Nicaragua contro Stati Uniti, qualcuno di voi si ricorderà che gli Stati Uniti finanziavano i Contras, un gruppo controrivoluzionario che non voleva il governo comunista, un po' come la Cuba, no? Comunista in Nicaragua, allora gli Stati Uniti gli davano soldi, li addestravano, eccetera. Il Nicaragua fa un'azione di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, quella di cui vi parlavo prima per il genocidio, no? e dice che questa è un'aggressione, o comunque è un atto contrario alla Carta delle Nazioni Unite. Allora la Corte di Giustizia nell'86, e ancora oggi vale quel precedente, nell'86 disse inviare armi e addestrare personale che poi fa operazioni militari è sicuramente una violazione del divieto di minacciare l'uso della forza, oltre che di usarlo, quella cosa che vi dicevo prima, l'articolo 2, paragrafo 4 che vi ho nominato prima, che è uno dei due pilastri. Bene? Non puoi, anche se hai ragione, per far valere i tuoi diritti internazionali, non puoi minacciare o usare la forza.
Inviare armi è un uso minore della forza. Inviare armi e addestrare militari contro uno Stato è un uso minore della forza, e quindi viola la Carta delle Nazioni Unite. Però non è un'aggressione ai sensi dell'articolo 51, la seconda norma che vi ho letto, non ve ne do altre, solo due, cioè è ciò che legittima l'autodifesa di cui vi parlavo prima. Quindi il Nicaragua non sarebbe stato legittimato a colpire militarmente gli Stati Uniti, non l'avrebbe mai potuto fare, non se la sarebbe sognata, però quell'invio di armi non sarebbe stata un'aggressione che legittima l'autodifesa. Quindi il nostro invio di armi in Ucraina sarebbe illegittimo ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, perché comunque è una minaccia dell'uso della forza, ma non è un'aggressione tale da legittimare una contromisura armata da parte della Russia. Ma siamo co-belligeranti? Perché dice, vabbè, ho capito, ma noi stiamo dalla parte giusta perché mandiamo armi allo Stato aggredito, quindi è legittima difesa. Peccato che per agire in legittima difesa collettiva, che è legittimo, cioè tu non sei obbligato a difendere solo il tuo territorio, puoi anche difendere il territorio di uno Stato attaccato, e questo è il senso della legittima difesa collettiva oltre che individuale che vi leggevo prima dall'articolo 51. Lo devi fare solo se sei dentro un accordo nella NATO, questo è un po' più nebuloso, questo è un po' più vago, però puoi agire anche se il tuo territorio non è attaccato, ma è attaccato quello di un altro membro delle Nazioni Unite, ingiustamente, aggredito. Allora puoi mandare armi, il problema è: stai esercitando legittima difesa? Se dici sì, sto esercitando legittima difesa, sei co-belligerante. Quindi noi sosteniamo questo è quello che dice l'Unione Europea, sosteniamo la legittima difesa individuale dell'Ucraina. Quindi noi non stiamo esercitando legittima difesa collettiva, stiamo sostenendo la legittima difesa individuale dell'Ucraina. Però non siamo più stati neutrali, perché c'è un'altra branca del diritto internazionale precedente alla Carta delle Nazioni Unite, che risale al 1907 e poi anche al 1949, una serie di convenzioni annesse alla famosa Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra, no? Come si dovrebbe fare la guerra e come si dovrebbero trattare i prigionieri di guerra. La neutralità è uno status giuridico del diritto internazionale. Uno Stato neutrale, per esempio, ha il diritto di continuare a commerciare con la Russia o con l'Ucraina senza che uno dei due gli blocchi le navi, perché lui è neutrale. Se però nella nave ci metti anche i mitra o i missili o i mortai, rompi la tua neutralità e a quel punto la Russia può confiscare la nave, e se la nave non si ferma al comando può bombardare quella nave. Quindi c'è un altro livello che si chiama la legge della neutralità, e sicuramente gli Stati europei non sono più considerabili neutrali. Sobre la situació d'Europa davant... E sulla situazione d'Europa abbiamo parlato della guerra 2 settimane fa e ci domandavamo se l'Europa nasce con questa cosmovisione pacifista. Sembra che adesso si trova dinanzi a questa necessità, perché il meccanismo, come è stato descritto, per mandare le armi sembra che è un sotterfugio, un po' un modo di trovare una soluzione, mantenendo a sua volta l'impegno della pace. E questo lo leggo con il dibattito pubblico che c'è in Italia sul pacifismo. Forse qui in Catalogna, in Spagna, non abbiamo avuto un dibattito così chiaro come in Italia. Di alcuni intellettuali mi riferisco che dicono sembra che forse l'Italia si sta implicando un po' troppo in questa guerra, e fino a che punto è una decisione. Questa è un'altra domanda, diciamo, però c'è legittimità democratica in questa decisione che prendono gli stati come l'Italia, la Germania, di mandare le armi? Faccio varie domande in una, ma qual è la posizione dei pacifisti, chiedo, in Italia? E secondo,
ripensare la legittimità democratica forse e nazionale di queste decisioni di mandare le armi? E sarebbe anche un'ultima domanda prima di passare la parola al pubblico. Allora, se capisco bene, la posizione pacifista in Italia e la legittimità democratica di questa decisione di inviare le armi. Sono ovviamente legate le due questioni. Fin dall'inizio c'è stata una parte sia della dottrina, soprattutto costituzionalistica, e internazionalisti un pochino meno, e una parte della società civile legata a, pensate a questa tradizione che c'è tutti gli anni, la Marcia della Pace, Perugia, Assisi, ci sono molte associazioni, c'è dietro la Chiesa Cattolica, c'è il Papa, c'è stata da subito la posizione di Papa Francesco per promuovere appunto la pace e chiedere subito la de-escalation, no? Si è proposto anche come mediatore internazionale tra le parti in causa, eccetera. Quindi i pacifisti cercano di far leva su un argomento giuridico costituzionale, nel senso che l'Italia all'articolo 11 ripudia la guerra come strumento di risoluzione di controversie giuridiche e come strumento di aggressione dei popoli. Adesso mi piaceva leggervi proprio l'articolo 11 perché a memoria magari non sono così efficace, ed è unico nel panorama comparato. Soltanto l'Italia ha questa formula. L'Italia l'ha scritta la Costituzione, l'Assemblea Costituente nel 47, tra il 46 e il 47, sì, diciamo 47, poi è entrata in vigore nel 48, perché? Perché noi dovevamo legittimarci, ricordatevi il diritto serve a legittimare oltre che a limitare, ma legittima limitando, quindi noi dichiarando che ci saremmo limitati, dopo il fascismo non avremmo fatto più guerre, anzi ripudiavamo la guerra, serviva a legittimare la nostra candidatura alle Nazioni Unite. Ce l'hanno fatta un po' soffrire, ci hanno accolto nel 1955. Però quando abbiamo scritto la Costituzione ci interessava tantissimo legittimarci nella comunità internazionale perché eravamo un po' i paria. Dopo la Germania noi eravamo un po'. E quindi si scrisse: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Quindi anche per risolvere una causa dove uno ha ragione, non si può ricorrere alla guerra. Consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni Unite. E poi guardate bene, questo ultimo periodo è stato aggiunto, e non è stato dibattuto, è stato aggiunto da un comitato che in teoria doveva far solo scrivere bene in italiano, coordinare, non trovate dibattito, su questo è stato aggiunto alla fine, dopo la dottrina Truman, cioè dopo la divisione in blocchi. Fino a quel momento si stava scrivendo la Costituzione, si aveva ancora l'illusione, no, di Yalta, di Roosevelt che aveva fatto l'accordo con Stalin, quindi questa unione del mondo, le Nazioni Unite, il Comitato di Consiglio di Sicurezza, Governo del mondo, Stati Uniti si mettono d'accordo con la Russia e Cina, qualcun altro, ma insomma sono insieme. Poi a un certo punto arriva muore Roosevelt, dottrina Truman, blocchi. Bene? E viene aggiunto quest'ultimo periodo. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Plurale. Prima vi ho letto un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni Unite. Bene? Poi si dice, anche le organizzazioni al plurale. Perché? Perché era già pronta la NATO. Nel 49 l'Italia entra nella NATO. Aspettiamo il 55 per entrare nelle Nazioni Unite, ma già nel 49 entriamo nella NATO. Stessa cosa la Germania. E questo spezzettare in organizzazioni regionali è una delle cose che rende più ineffettiva la Carta delle Nazioni Unite. Chiudo la parentesi. La guerra, l'articolo 78 parla, scusate, l'articolo 54, ma anche la Costituzione spagnola, l'articolo 8 contiene una norma simile, si parla solo di, no, articolo 52 e 54.
la difesa della patria è sacro dovere, quindi solo la difesa della patria ammette, i cittadini hanno dovere di essere, di difendere la patria. Okay? Quindi la guerra sembra essere solo difensiva. Però la parte pacifista, diciamo, dei costituzionalisti dice la guerra difensiva vuol dire difendere il nostro territorio. Non possiamo andare a difendere il territorio altrui. Perché? Perché quella cosa che vi ho letto prima non può essere usata la guerra per controversie internazionali. Per noi che cos'è la guerra in Ucraina? È una controversia internazionale. Non dovremmo ricorrere alla guerra. Dobbiamo attivare il nostro dovere di Costituzione pacifista, che coincide in parte con lo spirito delle Nazioni Unite. Il dovere è attivarsi per portare il più rapidamente possibile la pace, o comunque il cessate il fuoco. Se tu dai le armi, difficilmente ti puoi proporre come mediatore. Infatti, una delle grosse critiche è il governo italiano, dando le armi, si è precluso la possibilità di fare da mediatore, cosa che invece le opposizioni avevano chiesto. Poche opposizioni, perché, guardate bene, la posizione che aveva il governo Draghi, grande coalizione dove dentro c'era il centro, era il Partito Democratico, quindi il nostro centro-sinistra, però c'erano anche altri partiti. La Meloni era l'unica all'opposizione, Fratelli d'Italia, la destra. Cade il governo, elezioni, la destra dei Fratelli d'Italia della Meloni diventa il principale governo di governo, il principale partito di governo. Anche nel nuovo si sostiene la stessa linea. Si continuano a mandare le armi con una falsità di fondo, perché le risoluzioni parlamentari originarie, mantenute, dicevano aiutiamo l'Ucraina, ma sosteniamo anche le iniziative per la pace del Papa. Classica falsità all'italiana, volemo se bene. A Roma si dice volemo se bene, è difficile adesso tradurlo, ma è un modo un po' dialettale per dire andiamo tutti, litighiamo ma poi andiamo tutti a cena insieme, di fronte a un piatto di spaghetti, cioè, no? Non siamo molto conflittuali noi italiani, almeno apparentemente. Quindi da un lato mandiamo le armi, da un altro sosteniamo le iniziative per la pace del Papa, anche perché il Papa è Italia, non può l'Italia andare contro quello che aveva appena detto il Papa Francesco. Qual è il controllo democratico sull'invio delle armi? Piccolissimo. Innanzitutto perché la risoluzione parlamentare si limita in maniera molto generica a dire invio di armi. Quante, quali, con quale controllo periodico. Il Parlamento in pratica si è spogliato, fa una risoluzione che dura X anni, l'ha rifatta il governo Meloni all'inizio, il Parlamento di centrodestra che supportava il governo Meloni ha rifatto quello che avevano fatto un anno prima i partiti che supportavano il governo Draghi, dicendo ok, manda le armi, quante, quali. Il procedimento è stato disciplinato con decreto legge, quindi con un atto del governo eccezionale, urgente, convalidato da una legge però. Bene? Quindi ex post il Parlamento a cose fatte, tanto era già entrato in vigore, ha detto va bene così. E quel decreto legge, due sono decreti legge, prevede che il ministro faccia un atto, ministro della difesa insieme al ministro degli esteri, in cui periodicamente si mandano queste armi. E l'atto però è top secret, è segretato. E il Parlamento come fa a controllare? Con il comitato bicamerale, cioè che mette insieme deputati e senatori, che si occupa di servizi segreti. Cosa c'entra con la difesa? Perché, siccome c'è il segreto, scatta la competenza di questo comitato, che in teoria non si è mai occupato di politica estera e di difesa. E badate bene, la discussione di questo comitato è segreta anche quella. Quel comitato è un comitato paritetico, quindi ci sta dentro lo stesso numero di membri della maggioranza e dell'opposizione, e quindi in quanto tale non può dare atti di indirizzo, può solo controllare, cioè non può indirizzare il governo. Questo sarebbe spettato alle commissioni parlamentari della difesa e degli esteri, della Camera e del Senato, dare atti di indirizzo sul governo e avere periodicamente i report del Ministro della Difesa, perché la Commissione parlamentare difesa ha le competenze per controllare il Ministro della Difesa. No, sono state queste due commissioni bypassate, bene?
E tutto viene fatto con questo organo che serve a controllare i servizi segreti. Quindi anche qui siamo al di fuori del normale meccanismo del diritto parlamentare e del diritto costituzionale. Bueno, Però ce lo teniamo. si li serveix de consol aquí quan hi ha... Che consolazione, perché noi quando abbiamo chiesto alla ministra di difesa o al governo spagnolo quante armi manderemo, che prezzo, dice no, non possiamo dirlo perché questo è un vantaggio per la Russia. Ecco, anche da noi. Prima di passare alle domande del pubblico, è una domanda non giuridica. È come se lei fosse corrispondente in Italia di un giornale. Nel mondo ci sono i pacifisti, punto, persone contro la guerra, qualsiasi guerra. Abbiamo osservato nella pratica politica che il pacifismo dipende da chi ha dichiarato la guerra e contro chi. Qui siamo scesi in piazza durante la guerra dell'Iraq, in Catalogna, ma anche in Spagna. Il Partito Popular, che era al governo, il presidente era Aznar, è rimasto da solo per sopportare la guerra. È vero che c'è stato molto aspetto anti-guerra perché erano molti anti-Aznar. In Italia è così e domando chi è pro e chi è contro, perché uno degli amici di Putin è stato Berlusconi in Europa. Allora sembra che l'ideologia intorno a Berlusconi è favorevole a Putin oppure non si manifesta? Qual è il suo ruolo? Allora, il partito che fin dall'inizio è stato contrario all'invio delle armi è stato il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è anche uno dei motivi per cui poi Draghi ha cercato di metterlo in un angolo, ha cercato di forzare la mano, ma poi invece sono andati a elezioni anticipate. Però il Partito 5 Stelle è stato sicuramente il partito che fin dall'inizio si è opposto. Non erano contenti nemmeno Berlusconi, il partito di Berlusconi e la Lega di Salvini. Ricordatevi che la Lega di Salvini era sospettata di aver ricevuto finanziamenti dalla Russia. Quel processo è ancora lì un po' nebuloso, non si sa che fine sta facendo, forse c'è stata una prima archiviazione, ma insomma è chiaro che la Lega negli anni si stava un po' spostando verso la Russia. Una certa Lega, perché esistono due leghe, la Lega Nazionale Anti-Immigrati xenofoba di Salvini, che gli ha fatto prendere un sacco di voti, e poi c'è la Lega Autonomista, diciamo, che mette insieme le varie regioni del nord, un po' come, adesso un paragone un po' forzato, ma come la Catalogna che vuole più autonomia, anche le regioni del nord vogliono più autonomia ormai da tantissimi anni, e la Lega, una certa Lega, ha portato avanti questo, ma la faceva essere un partito minoritario. Ecco, la Lega di Salvini sicuramente da anni coltivava amicizie con Salvini. Salvini qualche anno fa si fece fotografare con la maglietta con la testa di Putin, con il ritratto di Putin, eccetera. Però ecco, Berlusconi e Salvini ancora erano un po' sotto traccia, non era venuta fuori questa cosa. Fin dall'inizio i media italiani, a parte un giornale che è vicino ai 5 Stelle, anche se non finanziato da 5 Stelle, il Fatto Quotidiano, il suo direttore Marco Travaglio, però i giornali principali, scusate, e quindi anche in televisione, eccetera, erano tutti schierati pro NATO, OTAN, come dite voi, pro governo, pro invio delle armi. E una delle prime operazioni che fece il Corriere della Sera fece proprio un classico dossieraggio, mise le foto e i nomi di tutta una serie di intellettuali che si erano, secondo il Corriere della Sera, pronunciati pro Putin, questo quasi subito, quindi cercare di proprio colpire, indicare all'opinione pubblica, guardate che questi sono pro Putin. Con fenomeni anche di autocensura, un gruppo di intellettuali molto famoso, che avrebbe fatto vendere subito tante copie, ha proposto di fare un libro dove dentro c'era, non so se conoscete, Massimo Cacciari, un filosofo molto famoso che è stato sindaco di Venezia, che un tempo era un pezzo grosso del Partito Democratico, Cardini è un famoso storico medievista che è stato anche in Russia tanti anni fa, che è una grande cultura, Franco Cardini,
che è un grandissimo nome della storia in Italia, che se scrive un libro lui vende tantissime copie, insieme a qualcun altro, avevano proposto agli editori di fare, subito dopo lo scoppio della guerra, un libro, diciamo così, oggettivo, che avrebbe messo in qualche modo puntini sulle i anche su tutti gli errori dell'Occidente e dell'Ucraina, tutto quello che ha fatto l'Ucraina, utilizzando questa forza paramilitare di estrema destra, neonazista, non mi ricordo più come si chiama, ma insomma se ne è parlato. No? Nessun editore, nessun grande editore l'ha voluto pubblicare, nessuno, quindi è un fenomeno proprio di autocensura. E quando sono riusciti a farla pubblicare un piccolo editore di provincia, nessun grande giornale ha voluto fare la recensione, anche solo critica, nessuno. E loro avevano amici nei giornali, perché Cardini, Cacciari e altri sono persone che da prima pagina, se fanno un editoriale, stanno alla prima pagina del Corriere della Sera, eccetera. Quindi c'è stato anche un fenomeno di autocensura. Dopodiché, col nuovo governo è continuato a essere i 5 Stelle quelli contro l'invio delle armi, anche se hanno perso tanti voti, e Berlusconi ha detto certe cose, che Berlusconi è un uomo paradossale, è un animale politico, sa quello che pensa la media delle persone, ma che non si può dire, che non è politicamente corretto, quindi a volte anche maschilista, eccetera. Dice certe cose in sintonia con l'opinione media, a volte politically incorrect e qualche volta invece, come nel caso della guerra, diremmo pacifista. Per la sua grande amicizia con Putin disse che aveva ricevuto una letterina da Putin quando era suo compleanno e poi disse recentemente che lui non avrebbe mai incontrato Zelensky, che appunto Zelensky non gli sembra una buona persona, che ci sono delle ragioni anche da parte della Russia, che bisogna fare la pace e lui saprebbe fare la pace, qualcosa di simile. E ovviamente tutto il suo partito, che ha una grande paura, perché è un po' come il vecchietto incontrollato che dice delle cose fuori dalla bolla, ha cercato subito di dire no, perché comunque il partito di Berlusconi ha perso a pochi voti, diciamo così, è un piccolo partito diventato ormai, e ha paura di perderne ancora. E si vuole molto legittimare dicendo noi siamo con la NATO, noi siamo con gli Stati Uniti. Va bene? Perché in passato Berlusconi è stato l'amico di Putin, veniva molto criticato dal centro-sinistra per essere amico di Putin. Dopodiché la mia opinione è che Berlusconi mangia con le mani anziché con le forchette quando parla in questo modo, ma oltre a essere in sintonia con la media della popolazione, perché dai sondaggi risulta che la maggior parte degli italiani non vuole mandare più armi, non vuole che la guerra continui, però esiste una tradizione italiana di ottimi rapporti con l'Unione Sovietica. Quindi Berlusconi non ha fatto altro che traghettare da destra quello che un tempo era il Partito Comunista, ma anche la Democrazia Cristiana, sempre in una posizione mediana, cercava di tenersi buoni rapporti. Cioè l'Italia non è mai stata, è vero che avevamo le basi NATO, ma proprio perché avremmo rischiato più di molti altri se arrivava una guerra con l'Est, noi avevamo la Jugoslavia che era armatissima. È vero che la Jugoslavia non faceva parte del blocco, ma insomma a confine avevamo dei problemini. E in ogni caso saremmo stati tra i primi a essere colpiti. Quindi l'Italia ha sempre cercato di avere un rapporto mediano, non completamente schierato con gli Stati Uniti. Craxi nell'86 bloccò l'installazione dei missili intercontinentali con testata atomica nella base di Sigonella in Sicilia. Ci fu proprio un'opposizione netta contro gli Stati Uniti. E Craxi non era certo comunista, era un anticomunista, era il capo del Partito Socialista Italiano prima del crollo. Quindi Berlusconi non è un pazzo che fa la pipì fuori dal vaso, è un indegno erede di quella continuità della politica estera italiana. És una guerra complicada aquesta a nivell internacional. È una guerra molto complicata a livello internazionale, lo vediamo da tutte le parti. Ci rimangono 10 minuti, non so se avete delle domande per il professor Guazzarotti. Scusi, non so se
Non so se ho capito quello che lei ha detto. La domanda è, fra tutte le corti che ha citato, nessuna può imputare questo grande Putin così cattivo? È un'utopia che la guerra non esista? Prendiamo un'altra o rispondo subito? Ah, sono due domande però. Allora, è ovviamente un'utopia che la guerra non esista e ci cominciano ad essere voci tra i costituzionalisti che conosco meglio che cominciano a dire voci di sinistra per la pace che erano per il disarmo, che dicevano non può esserci guerra giusta visto che esistono le armi nucleari, eccetera. Che cominciano a dire forse era meglio il sistema di Westfalia, cioè con un approccio realista affrontiamo il fenomeno guerra, è sempre esistito, sempre ci sarà, alla fine è meglio anziché il moralismo dire la guerra esiste, poniamo dei limiti, ma nella concezione che comunque le guerre si faranno sempre, è inutile criminalizzare il nemico perché questo non risolve le cose, o meglio, le risolve solo quando c'è uno strapotere da una parte e c'è Saddam Hussein dall'altra o Milosevic, ma quando c'è una potenza nucleare noi rischiamo l'autodistruzione come umanità. Quindi sono d'accordo con lei, se questo era il senso della sua domanda, è un'utopia e può essere un'utopia pericolosa. L'altra domanda, il tribunale che può condannare Putin. Ecco, però stiamo attenti, a livello giuridico crimini contro l'umanità e crimini di guerra sono perseguibili, ovviamente non in Russia, ma nei territori degli stati che hanno accettato la giurisdizione della Corte Penale Internazionale indipendentemente dalla volontà dello Stato aggressore. Quindi anche se la Russia di Putin non è parte e non ha accettato la giurisdizione su crimini di guerra, non è parte della convenzione che ha istituito il Tribunale contro i crimini di guerra, questa convenzione del 2002, questa corte che ha sede all'Aia, i crimini di Putin possono essere comunque indagati e il procuratore presso questa corte, cioè quello che sostiene la pubblica accusa, ha già cominciato in teoria a fare un'indagine in Ucraina. Qual è il problema? Questa corte non può giudicare in contumacia, un termine tecnico, in assenza. Quindi Putin potrà essere giudicato da questa corte solo una volta come Milosevic che glielo portano dalla Russia. Quindi l'unica possibilità è che cambi il regime in Russia. Bene? E questa è un'illusione pericolosa che però è stata subito messa in moto da questa iniziativa di cui vi dicevo. Cioè senza aspettare un giorno è come se la Lituania e poi il Regno Unito, che però ha fatto da collettore, ha messo insieme i paesi dell'Unione Europea, hanno subito deciso di provare a criminalizzare Putin per evitare che Putin potesse mai fare la pace con l'Occidente, perché se lo criminalizzi, se parte un processo, si diranno ma come? Tu faresti mai, come quando Berlusconi era imputato, no? Mica può continuare a essere senatore. Beh no, finché non lo condannano, dopo quando è stato condannato ha dovuto abbandonare il Senato. Ma tu potresti mai fare una trattativa con uno che ha un processo penale in corso? Quindi è stata proprio voluta per impedire la diplomazia. Finché non ci sarà un cambiamento di regime, noi andiamo avanti con la guerra, che secondo me è un grosso errore. Dopodiché c'è un'altra questione giuridica, esistono anche i crimini di guerra, il crimine di aggressione. È un crimine, ma quello non può essere perseguito se non è stata accettata la giurisdizione della Russia. Quindi quel crimine di aggressione, che è quello più facile da dimostrare, di cui si sarebbe macchiato Putin, perché questo tribunale indaga sulle persone, non sugli stati nella loro responsabilità giuridica. Indaga sulle singole persone. È una novità molto grande, l'aveva già immaginata Hans Kelsen proprio nel 1945, un grandissimo filosofo del diritto costituzionalista, che diceva l'unico modo perché
che ci sia alla fine della guerra è che la guerra diventi un crimine individuale, perseguibile da organi sovranazionali con una loro polizia, con un loro esercito, eccetera. Un'illusione, un'utopia, la cosiddetta domestic analogy. Come lo Stato ha monopolizzato la forza, anche il mondo, cioè questo governo del mondo, può monopolizzare la forza. E i singoli capi di Stato saranno responsabili a titolo individuale. Però, ripeto, è molto pericoloso perché il governo del mondo non ce l'abbiamo. Bene? Nel frattempo, però, abbiamo introdotto questa criminalizzazione individuale, con questi tribunali che si muovono per conto loro, intralciando pesantemente la diplomazia. Pesantemente, perché adesso l'unica soluzione è che cambi il regime in Russia, che è molto pericoloso perché per cambiare regime o annienti la Russia o speri che ci sia una sollevazione popolare, che sta molto all'orizzonte, e anche se succedesse, non è che cambiano Putin, il rischio è che la Russia, che è una federazione, si frammenti, hanno non so quante migliaia di testate nucleari, diamole a 15 diverse micro repubbliche, con ognuno a capo un micro Putin. A me sembra peggio, sinceramente. Quindi ecco, io sono molto scettico rispetto a questa gestione avvocatesca, tribunalista, da parte di corti di questi grandi conflitti. Funziona solo con i piccoli dittatori di provincia. Nell'altro caso può essere una spirale molto pericolosa, perché, ripeto, intralcia la diplomazia, impedisce la soluzione della pace. Hi ha alguna altra pregunta? Ci sono altre domande? Se non ce ne sono, sono le 8. Daniele, non so se vuoi fare delle conclusioni. Credo che il professore è stato esaustivo. Andiamo via, credo, tutti con tante informazioni, ben informati, soprattutto anche della complessità così grande per quanto riguarda le vie che deve trovare il potere per mantenersi nella legge, ma anche a suo tempo prendere delle decisioni che poi non sono contemplate dalla stessa legge. No, non aggiungo null'altro. Professore, grazie mille. Grazie Daniele e anche voi, il pubblico che ci ha ascoltato. Buonasera.